Ragazzi, coltello da pizza. C'è anche la carbonara. Acqua panna. Salve a tutti ragazzi e bentornati nel quinto episodio di Una pizza in Cina. Siamo a Pechino e quindi proviamo finalmente una pizza qui a Pechino. Prima di continuare metti un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanellina, mi raccomando. Allora, qua vicino sono nel quartiere di Chaoyang, a Sanlitun, una delle zone più ricche e più in della città, e ci dovrebbe essere una catena italiana molto famosa a Shanghai. Questi qui hanno addirittura aperto dentro Disneyland Paris a Shanghai. E sono entrato in questa catena a Shanghai cercando il cannolo, non so se vi ricordate, e stiamo parlando di alimentari, che dovrebbe essere proprio qui di fronte a me. In questo caso è appoggiato a questo gigantesco centro commerciale, qua una delle tante caffetterie che ci sono ormai in tutte le città cinesi, ed ecco qui. Ah, non è questo è buon pane. Vabbè, ma saranno collegati, raga, sicuramente. Guardate che carino. E questo qui è, ok, alimentari. Grande alimentari. E dai, entriamo in modalità stealth. No, non si può entrare da qua. 我也是刚洗，现在就是个干。哎，你好，一位，随便吗？我可以坐在搁哪？随便坐。在那边也可以吗？可以。L'ambiente è veramente molto bello, molto simile allo stile che si poteva trovare a Shanghai. Mi hanno appena portato un bicchiere d'acqua e il menù. C'è una grandissima selezione di vini, pure vini dentro al freezer, e addirittura acqua panna e acqua San Pellegrino in bottiglia di vetro. E comunque, per essere a Pechino in centro, i prezzi sono abbastanza abbordabili. Per esempio fritto misto siciliano 75 yuan, 10 euro, una caprese 8 euro, cozze e vongole 10 euro. E la pizza, ecco, pizzeria, siamo un po' più carucci di Shenyang. La pizza più costosa è una pizza grande, circa 15 euro. Io prenderò una margherita come tradizione, 90 yuan, circa 11 euro, 12 euro, siamo lì. Cannoli siciliani, perfetto, speriamo ci siano. 可以来一个 margherita pizza 吗？玛格丽特披萨，好的。好了，麻烦你别切，不用切。不用切，好的。还有别的吗？不要。当然不要那个披萨的那个架子不要，谢谢啊。 C'è anche la carbonara a circa 10 euro con dovrebbero essere rigatoni, pancetta, padano cheese, pepper, tuorlo e con la crema. E purtroppo la crema sempre, la crema. Non so se si vede, ma là sotto c'è il forno a vista, proprio là sotto, il pizzaiolo, penso cinese, che sta lavorando. Sì. 好，我自己拿，谢谢。 Questa va su Instagram ora. Beh, ragazzi, che devo dire, è veramente molto bella, bellissima. Vediamo se è un po' crunchy. Bello, bello.
bellissimo. Pure il pomodoro sembra una salsa veramente molto buona. Forse un po' troppa poca mozzarella, devo dire la verità. Però bellissimo aspetto, bellissima leopardatura. Sono veramente curioso. Tra l'altro le posate vanno prese, si prendono da soli. Vi faccio vedere, già l'avevate visto a Shanghai questo sicuramente. Infatti qua c'è un set con posate, olio, aceto, sale, pepe, tabasco. Sì. Ragazzi, coltello da pizza. Ma l'odore è eccezionale, raga. Un po' poco alveolata, però va bene, ragazzi. Allora, ma è molto, è veramente molto soffice. È veramente molto soffice. Qua un po' meglio, qua un po' meglio. Guardate che bella. Allora, primo pezzo, molto sottile, Primo pezzo la provo a mano. Condimento non cade giù. Poca mozzarella purtroppo. Una salsa buona, a Cheyenne è impossibile trovare una salsa buona. Ripeto, per i miei gusti poca mozzarella, però il gusto della stessa mozzarella, della salsa e dell'impasto è eccezionale. Questa è una pizza proprio livello Italia. E poi è molto soffice. Cioè, guardate qua, posso proprio mangiarla quasi a portafoglio, la posso... L'odore è buonissimo, anche sotto cucinata molto bene. Forse l'unico ingrediente un po' che non mi va proprio a genio è l'olio d'oliva. Però vabbè, dettagli, siamo in Cina, quindi va molto bene. Mi dicono vai a Shanghai, vai a Pechino a mangiare il cibo del posto. No, ragazzi, io vado a Shanghai e Pechino a mangiare cibo italiano buono, perché qua si trova il cibo italiano buono come in Italia. Una pizza proprio bella da essere mangiata con le mani. Certo, come condimenti, guardate qua. Qui un po' la salsa è andata via, però non lo so, mi piace, mi sta piacendo molto. Io che mi mangio così con gusto ai bordi, anzi, vediamo. Ecco, un po' di olio. Vediamo che succede se metto un po' di olio sul bordo. Che bello. Che goduria, mamma mia. Ho appena aggiunto questo olio piccante che, a differenza di tanti posti in Cina, picca veramente. Quindi mi sta piacendo veramente tantissimo. Finita. Soddisfatto, non in pieno, no, mi sta bruciando. Presto il voto, ma prima vediamo se c'è il cannolo siciliano come dessert, perché ci sta, ci sta. Vi faccio vedere la parte del bancone. Qua c'è lato bar con un gigante Negroni. Qua ci sono un po' di dolci. Poi qua c'è il pane tipo ciabatta classica. Qua ci sono i dolci, poi ci sono i cannoli, tra poco mi daranno questo qui con il cioccolato bianco perché non c'è quello tradizionale, gelati,
E qui c'è la parte più italiana con tutti i salumi. C'è salame Napoli, pancetta, serrano, mortadella. Questa mortadella non ha un colore bellissimo. E i formaggi. Proprio bello. E poi i danili anzai. Fighissimo. E qui c'è la parte della pizzeria. Qua stendono la pizza, lì c'è il forno che probabilmente è forno elettrico. Ed ecco Sua Maestà il cannolo. Anche se non è il mio preferito, quello con il cioccolato sopra, però vabbè, è rimasto solamente questo oggi. Ma poi il piatto bellissimo, molto bello il piatto. Faccio una foto e lo assaggiamo. Non so se è colpa del cioccolato fuori, c'è un gusto un po' strano. Non sento la ricotta. Spero che non sia andata a male, però non penso. Però c'è tipo forse un liquore dentro, non lo so. Accettabile, però non è il gusto del cannolo. Sorso d'acqua e vado a pagare. Sembra proprio quel panificio sotto casa con proprio da alimentare, proprio italiano. C'è una bella selezione di pasta, aceto, olio d'oliva, addirittura la salsa Mutti messa qui, proprio veramente molto bello. E non può mancare la Nutella, No, ma c'è addirittura una vecchia TV a tubo catodico con Rai 1, Raffaella Carrà e Alberto Sordi. Ok, sono appena uscito, ho pagato all'incirca 13 euro, una buona pizza nel centro di Pechino, nel centro commerciale, nel centro economico di Pechino, diciamo, una zona abbastanza ricca, più un cannolo che mi ha deluso. Allora, voto pizza, questo è molto importante. Ero partito per dargli un bel voto altissimo, purtroppo alcuni piccoli difetti mi hanno fatto un po' fare abbassare il voto, ma siamo sul 7,5-8, perché comunque location è top, camerieri, anzi la ragazza che mi ha servito top, molto gentile, l'ambiente è squisito, mi è piaciuto un sacco, a differenza di bottega la musica un po' più bassa e quindi è più, secondo me è un po' più facile parlare con gli amici, avere una conversazione più conviviale. Prezzo pure ottimo secondo me per essere qui a Pechino, forse a Milano le pizze costano molto di più rispetto a qui. E niente, dai, diamo un 8, un bel 8 e niente. Spero che il video vi sia piaciuto, mi piace, iscrizione, campanellina, alla prossima, ciao!